filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Pompalo, pompalo, chissà come mai, quando si ferma il Semivarin, che per qualche motivo va via la corrente, in questo caso stavano facendo lavori i nostri tecnici, subito pensate male, dite hanno rapito Semivarin, sono entrati i terroristi comunisti a Radio Libertà, ma no, ma poi noi ragazzi, abbiamo tutti quanti il libro della Slime all'entrata, li teniamo lì, davvero, con il libro della Slime li ipnotizziamo i terroristi comunisti. Ma che cacchio dici? Ancora il buon pomeriggio, certo. Semivarin, Potere al Popolo si ritorna in onda e tra pochissimo avremo il consueto appuntamento del Qui Parlamento e poi il Focus Piemonte. Potremmo entrare nella quotidianità commentando le notizie con un consigliere regionale della Lega, Marco Protopapa, da non perdere perché si riavviano i lavori in Parlamento ma anche nei consigli regionali, e quindi vediamo il Piemonte che cosa sta preparando. Attenzione, perché alle ore 14 avremo il senatore Gianluca Cantalamessa. Con lui parleremo magari anche una battuta su questo dossieraggio contro la Lega di cui non si parla, perché pissi pissi bau bau, non bisogna saperle ste cose. Ti vedi comparire sui quotidiani da mesi, da anni, notizie contro la Lega e nessuno si chiede ma dove le vanno a prendere queste notizie? Ma guarda un pochettino. No, con Gianluca Cantalamessa parleremo anche di promozione del Made in Italy e in particolare della sartoria italiana, la sartoria italiana, quella bella, quella di qualità, La Lega si sta spendendo su questo fronte. Subito, immediatamente dopo, Gianfranco Mulas. È lui l'organizzatore del primo festival anni 60, 70, 80. Figata. Per noi che non siamo più giovinotti, ma soprattutto che ce l'abbiamo un po' con la musica di quest'oggi, che sembra veramente fatta usa e getta, come una caramellina che te la succhi e poi la sputi, non sa più di niente. Parliamo dei grandi della musica italiana che appariranno tutti insieme sabato 28 settembre, quindi avete tempo per prenotare, al Teatro Comunale di Luino sul Lago. Ragazzi, posto bellissimo, quasi da farci un weekend, ma soprattutto ci sono dei nomi pazzeschi che compariranno, artisti anni 60, 70, 80 in quell'occasione. Non è finita, perché il Semivarin oggi vi porterà un altro esponente della musica importantissimo, un premio Tenco per miglior arrangiatore e produttore musicale. Il musicista Mauro Paoluzzi sarà con noi oggi alle 14:30. Quindi, come vedete, roba buona, roba di qualità che non trovate sulle altre radio, e io me la tiro in questo modo proprio perché cerco di trasmettere quello che gli altri non trasmettono. Anche i vostri WhatsApp, e io non lo so questo cosa ha da dire. C'è un WhatsApp vocale, schiaccio, sentiamo. Ciao Sammy, senti, a proposito dell'incidente che è successo di quella signora con l'algerino, insomma, ci dei conti, parliamo anche di cose un attimino serie, ma il SUV cosa si è fatto alla fine? Eccolo lì, fa lo spiritoso, il SUV, cosa si è fatto alla fine? Anche la vetrina, non scherziamo, chiaramente è un dramma, però è una cartina tornasole di una situazione diventata ormai insostenibile, la situazione sicurezza in città. E non eravamo a Milano, ragazzi, eravamo a Viareggio, che dovrebbe essere, tra virgolette, un'isola felice. Col cavolo, l'esasperazione può portare anche a questo. Sbagliatissimo, sbagliatissimo. La signora derubata che prende l'auto
e va addosso al ladro ammazzandolo. Non voleva ammazzarlo, certamente. Fatto sta, la notizia oggi su tutti i giornali, e il centrosinistra sta prendendo la rincorsa, secondo me, per dire il suo pensiero. La notizia è che questa signora non è andata in galera, ma è andata agli arresti domiciliari. E chiaramente è una notizia che fa pensare. Pensate, ma noi ci fermiamo solo per qualche istante. Adesso c'è il Qui Parlamento, poi la canzone indipendente e poi parte il Focus Piemonte. Qui Parlamento. A conoscenza dell'Aula un episodio Parlamento. molto grave e molto pericoloso che è accaduto ieri in un contesto di democrazia, in un contesto politico, in una festa nazionale di partito. Apprendiamo dagli organi di informazione, ma poi abbiamo visto e sentito delle parole che sono come pietre e speriamo non come proiettili, Presidente, perché ieri durante la festa nazionale del partito Alleanza Verdi e Sinistra un esponente di rilievo che si chiama Cristian Raimo, oltre a spingersi verso legittime critiche politiche ai limiti della diffamazione, ma non è questo quello che ci riguarda, ha detto testualmente: il ministro Valditara è un bersaglio debole da colpire come la morte nera. Allora, Presidente, io chiedo per il tramite della Presidenza della Camera di in qualche modo informare il Ministro dell'Interno per l'incolumità e la sicurezza del Ministro Valditara, perché non è ammissibile che in un contesto democratico, e vede Presidente, per suo tramite lo chiedo con la massima tranquillità ai colleghi, la speranza sarebbe prendere le distanze da parole del genere, non lamentare perché un deputato della Repubblica porta all'attenzione di tutti i colleghi determinate affermazioni che sono di una gravità inaudita. L'esperienza dei cattivi maestri, letteralmente, ci insegna che con le parole bisogna andarci piano. Io sono il primo a non sottrarmi mai da confronti anche accesi, duri, ma senza mai superare determinati limiti, perché ad ascoltare potrebbe esserci sempre qualcuno che magari quelle parole le interpreta come un ordine, e questo noi non lo dobbiamo assolutamente mai consentire. È la cosa, Presidente, che è più dispiaciuta, perché noi stiamo ragionando su due piani. Il primo è quello dell'incolumità del ministro Valditara, la seconda è quella è il piano politico, perché erano presenti anche dei colleghi parlamentari, Presidente, e io mi auguro che quei colleghi prendano le distanze da certe affermazioni, perché, ripeto, non è ammissibile una tale violenza, fatta peraltro poi da un personaggio che non è nuovo a queste dichiarazioni. Io capisco, e concludo, il carattere provocatorio, capisco la volontà di far parlare di sé, ma quando si ricoprono dei ruoli di partito bisognerebbe sempre capire di non superare mai determinati limiti. Per un convegno, tra l'altro, che si chiamava Proteggiamo la scuola da Valditara, a questo punto spero che tutta l'Aula possa dire: proteggiamo il ministro Valditara dalla violenza di determinati estremisti. Grazie, Presidente. Grazie a lei. Sullo stesso argomento Qui Parlamento.
Mai dire addio, però come tante storie capita, che la storia finisca e che finisca quando tu non vorresti che finisse. Bravo, Principe Casanova, rappresenta un po' anche le nostre emozioni con questo pezzo intitolato Addio che ci porta al Focus Piemonte. Va ora in onda Focus Piemonte. Die passen through. Sempre con le linee aperte con Sammy Varin su Radio Libertà, potete entrare quando e come volete con il vostro pensiero chiamando 0292947222 o inviando un messaggio WhatsApp al 34067096659. Parliamo di territorio, parliamo di Regione Piemonte, siamo collegati con il consigliere regionale della Lega Marco Protopapa. Buongiorno Marco. Buongiorno, ciao e buon pomeriggio a tutti voi. Grazie per essere con noi, Con vicepresidente della piacere. terza commissione Economia, Industria, Commercio, Agricoltura, ma soprattutto certamente si ricomincia a lavorare in Parlamento a Roma, ma anche nei consigli regionali. In questo caso nella regione Piemonte, dopo le elezioni, si rinnesta la marcia e Marco, come prima cosa ti chiedo davvero un'analisi di ciò che è stato fatto, ma soprattutto di quello che bisogna ancora fare, soprattutto anche per il tuo assessorato, che comprende argomentazioni importanti come ad esempio l'agricoltura. Marco, da dove bisogna partire? Quali sono le situazioni più urgenti da portare avanti? Quali le proposte della Lega, del centrodestra per il buon governo della Regione Piemonte? Sicuramente l'esperienza che io ho avuto personalmente di questi 5 anni passati nella regione Piemonte come assessore all'agricoltura, una regione che senza ombra di dubbio non è solo un mio pensiero, un dato di fatto, è a tutti gli effetti un ministero, perché ha veramente tante culture importanti a livello nazionale, dove il Piemonte detiene il primato a livello di coltivazione e di produzione. Ricordiamoci, faccio una carrellata giusto per aiutare gli ascoltatori, partendo logicamente dal vino, quindi perciò tutta la parte viticoltura e quindi enologia. Poi passiamo al tema del riso, che insieme alla Lombardia siamo i primi produttori di questo prodotto, che è anche ambito a livello mondiale e ahimè molte volte anche copiato o sopraffatto da produzioni a volte non proprio chiare da livello di provenienza e modalità di coltivazione. Poi naturalmente il tema della zootecnia, noi abbiamo una grande nomea della nostra carne piemontese che sicuramente è apprezzata e conosciuta, abbiamo il mondo della nocciola, abbiamo anche la fortuna di avere importanti ditte, aziende che naturalmente permettono anche di far conoscere il mondo del Piemonte e dell'Italia nel mondo, e poi la floricoltura, la frutticoltura, il grande territorio del Saluzzese dove le produzioni delle aziende agricole sono importanti. E quindi di conseguenza questo mi ha dato la possibilità di conoscere proprio ancora di più di quanto potevo avere come bagaglio culturale personale il mondo dell'agricoltura, nella particolare anche attuale situazione che deve affrontare, che è una situazione concretamente non facile. L'abbiamo visto causa molteplici fattori, il fattore che spesso e volentieri si viene citato sicuramente il fattore del cambiamento climatico, che ha messo grande difficoltà anche le procedure, i metodi e le abitudini, le tradizioni. Si parla che le previsioni sono quelle dei caldi sempre più presenti, delle anomalie di precipitazioni più presenti, quindi anzi addirittura territori che non erano vocati a certe culture che lo stanno diventando e stanno abbandonando quelle che erano tradizionali. Quindi questo porta ad avere veramente
un disagio tra le aziende agricole che devono affrontare questo aspetto, devono affrontare il grave problema del costo di produzione, che è molto legato ai fattori commerciali, climatici e anche quelli che sono appunto di queste concorrenze che arrivano da lontano e portano, ahimè, con queste tema anche i fattori guerra, ad esempio la guerra purtroppo dico recente, ma comincia a passare anche il tempo per questo, dell'ucraino-russa, aveva avuto delle ripercussioni importanti sulla nostra agricoltura e quindi di conseguenza anche con la carenza del grano che poi ha portato ad ampliare la stessa cultura tra i territori e che invece poi tutto un tratto ha cambiato rotta e oggi ci troviamo con dei prezzi che non soddisfano assolutamente e non coprono le spese delle aziende. E quindi il completo questo percorso, che non è sicuramente roseo ma che è concreto, e il livello anche della presenza dell'uomo, perché logicamente la nostra è un'agricoltura intensiva, sì, ma che nasce dai territori, ecco, dove qui entra un po' un gioco anche politico, la tradizione della Lega che è sempre vicina alle aziende piccole, a quelle che sono le tradizioni e quelle che sono appunto le aree marginali, che purtroppo ci sono le statistiche, guardavamo proprio recentemente cosa è cambiato tra il 1970 e l'ultima indagine che è di qualche anno fa, dove purtroppo a livello di estensione di vigneti o di estensione di allevamenti di capri bovini stiamo parlando di una riduzione a un terzo, quindi perciò nel giro di 50 anni ci abbiamo trovato veramente una debacle agricola che ci deve dare un segnale importante, perché recentemente anche negli spot pubblicitari o anche chi vuol fare un po' di informazione e di audience si dice difendiamo la nostra agricoltura perché se no diversamente cosa mangeremo un domani e gli scettici dicono questo è purtroppo predestinato e mica peraltro le multinazionali oggi parlano a volte di alimentazione alternativa e quindi di conseguenza ecco questa è la grande scommessa dove il Piemonte, come ho detto prima, per i motivi di essere veramente una regione prettamente agricola, post-industriale, lo chiamerei anche così, ha bisogno sicuramente di un'inversione di rotta. Io spero che il G7 che ci sarà prossimamente in Sicilia, dove ci saranno i grandi del mondo che parleranno di agricoltura, possano dire che ci bisogna intervenire in un modo drastico, perché no, diversamente quello che è la nostra forza, lo è per il Piemonte ma per tante regioni italiane, che si chiama enogastronomia, se poi manca il prodotto di base direi che tutto va a disperdersi nel nulla. E come, signori? Intanto che ti ascoltavamo sono arrivati WhatsApp al 340-6709-659 a preoccupare alcuni ascoltatori e non soltanto loro a proposito di allevamento, a proposito di animali, è la peste suina. 10 milioni per la rete di Alessandria, ma il virus entra a Novara, sta scrivendo in questo momento il sito di Repubblica. Un virus che, lo ricordiamo, non è pericoloso per l'uomo, ma purtroppo sì per gli animali e bisogna abbatterli e sta facendo un po' il giro d'Italia e sembra davvero molto molto difficile contenerlo. Lo chiedo a te, Marco. Ma sicuramente, allora io l'ho vissuto in prima persona perché tra l'altro il primo caso è stato proprio trovato a 20 km dove abito io, nell'Alessandrino, e quindi perciò ero in quel momento lì anche assessore all'agricoltura e alla caccia e pesca, quindi potete immaginare qual era la mia posizione, una posizione comunque di difendere quello che era tutto il nostro patrimonio davanti a però delle imposizioni e delle regole europee che hanno messo un po' sotto scacco tutto quello che potevano essere il buon senso, poteva essere anche forse affrontato in un modo diverso e indubbiamente la risoluzione di aver imposto di costruire una recinzione che doveva essere di contenimento e che si è dimostrata soprattutto in certe zone inadatta
perché nasceva da un'esperienza degli esperti, no? Ogni tanto l'Europa ci manda gli esperti che però non si adattano ai luoghi dove vanno a portare la loro esperienza, oppure portano a casa poi dei pensieri per fare delle relazioni e fare delle scelte poi definitive. E quando sono venute a visionare i nostri territori è passato così forse troppo veloce il pensiero di analizzare questa rete se doveva essere applicata come era già stata applicata, probabilmente anche con delle risposte positive in territori Polonia, Belgio, Germania, dove ci sono stati appunto dei casi analoghi di peste suina e la recinzione, diciamo, in territori pianeggianti poteva avere un senso. La stessa applicata nelle preappennini, nelle zone dove anche territorialmente ricche di rigagni, di torrenti, di ingressi e uscite, di strade poderali e interpoderali, sicuramente non aveva quella ermeticità che poteva almeno teoricamente prevedere questo tipo di soluzione. Io dico soltanto una cosa: sicuramente c'è stata una mancanza di pragmaticità sulla scelta delle azioni, perché il fatto specialmente all'inizio di abbattere o comunque controllare questi cinghiali non ha trovato una giusta organizzazione, perché non avendo chi faceva questo tipo di intervento in un modo anche abbastanza capillare e importante, si è dovuto rimediare nei confronti di chi in questo momento è ancora, anche se in fase di declino, una realtà tradizionale dei nostri territori che si chiamano cacciatori. E quindi di conseguenza aver lasciato il pallino in mano a loro, che non avendo una funzione pubblica ma una funzione semplicemente di passione e di attività venatoria di piacere, ecco che si è trovato lo scontro da chi doveva fare formalmente un'attività di controllo, quindi di repressione di questi animali, utilizzando persone che, se non avevano poi il contraccambio di avere il capo, come normalmente succede quando uno va a fare queste attività venatorie, e trovarsi costretto a incenerirlo o interrarlo, si è mancato proprio un'operatività. Detto questo, io ritengo che comunque la biosicurezza, quello che è stato poi in fase successiva portato avanti, che era quella di mettere a riparo appunto i punti nevralgici che sono gli allevamenti di suini, per evitare quello che era successo ai primi momenti, dove fortunatamente, anche se comunque è sempre stato un danno importante, l'abbattimento di suini in piccolissimi allevamenti, senza toccare Cuneo, che è la zona per il Piemonte molto più popolosa a livello di allevamenti e di presenze di suini allevati, oppure andando poi in Lombardia e quant'altro. Ecco, la biosicurezza sicuramente è stata poi l'operazione più adatta a proteggere questi allevamenti e conseguentemente evitare il contagio dell'animale selvatico con l'animale allevato. Però ricordiamoci che nei primi tempi, quando è successo il caso in Piemonte, poco dopo il caso si è riscontrato nel raccordo anulare di Roma, per capirci. E quindi perciò questa dimostrazione che, come è nato per la prima volta in Italia e in Piemonte, ovvero è stato trovato nelle zone dell'autostrada di Genova Ovada, e lì è capitato, ma non per un cinghiale infetto proveniente dall'est, che il ceppo proviene da lì, ma semplicemente per un fattore umano, per un qualcosa, un alimento gettato comunque, che ha portato qualcuno da lontano e che ha fatto creare il caso qui da noi. E quindi perciò mi riallaccio al tema che questo è un problema nazionale, ma sicuramente non deve soffermarsi solamente alla gestione dei cinghiali, perché probabilmente molte volte o sempre spesso il caso è l'epidemia è scattata non per un contatto dal cinghiale, ma per un fattore umano proveniente da una trasmissione di mobilità
che potremmo fare noi stessi un domani, quando poi passiamo in una zona e dopo 3-4 ore siamo a centinaia di chilometri di distanza. Capito, certamente. Passiamo a un'argomentazione più felice, più positiva, perché Assolutamente. ne abbiamo parlato prima con Paolo De Marchi, ma lo dobbiamo ricordare perché abbiamo ricevuto molti messaggi che chiedono informazioni, che dicono cavolo, ma allora vengo anch'io. E Marco, ricordiamolo, questo sabato 14 settembre un piede nel passato, la Lega ce l'ha sempre avuto, c'è la festa del Monviso a Pian della Regina, Crissolo, provincia di Cuneo, alle 10 del mattino. Che cosa succede? Ma lo chiedo anche a te, qual è il significato che possiamo dare oggi nel 2024 alla festa del Monviso? Perché chi ti parla è un leghista RIA del 1987, chiaramente noi ricordiamo la cerimonia dell'ampolla, le sorgenti del Po e poi tutti a Venezia, spesso e volentieri sotto l'acqua, eccetera. Adesso questi riti quasi religiosi sono passati, ma la Lega c'è ancora, è il partito più anziano che abbiamo in Italia. Che significato diamo a questa festa del Monviso? Ma soprattutto, ma chiaramente invitiamo chi ha 20 anni ad avvicinarsi, proprio perché è un posto bellissimo, è previsto pure un bel tempo ed e ha un significato ancora oggi, diciamocelo. Marco Protopapa. Ma sicuramente questo evento sposa, perché ormai sono passati gli anni, perché si replica costantemente, vuole dare tutti i significati. Intanto ricordare appunto quello che è la nascita di tanti anni fa di un partito che ancora oggi comunque esiste, comunque dimostra di avere solidità, di avere esperienza, di avere una classe politica che è in grado di affrontare amministrazioni plurime e varie, e quindi questo è un bollino di certificazione dovuto appunto a un movimento politico che vive e resta un punto di riferimento per l'esistenza politica italiana. E poi naturalmente ritorna a confermare quello che è la storia della Lega, che è appunto la vicinanza ai territori, alle tradizioni, e quindi con questo evento, con questa manifestazione, con questo incontro si vuole portare avanti una tradizione che si è creata nel tempo. Probabilmente se voleva essere un riferimento a un qualche cosa anni fa quando è nata, oggi è diventata una continuità che deve appunto dare un significato di costanza, senza dimenticare quindi tutto quello che è bello è stato fatto e quello che è stato il mondo della Lega intorno a tante persone che sono passate, che purtroppo tante non ci sono più, e è un segnale verso questi giovani per dimostrare che c'è una solidità e anche un qualcosa di naturale, perché io vedo che fare una manifestazione in mezzo alla natura, in mezzo a certi luoghi, si dimostra di essere vicino a qualche cosa che vorremmo che esista ancora per molto tempo e che dobbiamo difendere, perché se no diversamente le prospettive potrebbero essere non rose. Quindi invito veramente anche i curiosi di vedere un momento della propria vita, spenderlo per poter partecipare a certe manifestazioni che non sono solamente di parte, ma sono veramente di contesto. È vero, è vero, è vero. E poi insomma si sta tutti in compagnia, si fa una bella polentata alla fine. Insomma, se siete indecisi, chiedete informazioni al 348 9211 671 per partecipare con Molinari, con Calderoli, con Bergesio e con tanti amici della Lega locale e piemontese, nonché nazionale, a questa festa del Monviso. A proposito di appuntamenti da non scordare, perdonami, ma qua il Piemonte è attivissimo in questo periodo, non possono ricordare anche il pranzo con la Lega che ci sarà il 22 settembre alle ore 13
a Torino. In questo caso Torino città, ristorante Cala Luna, Piazza Derna 238, anche qui presente Riccardo Molinari, segretario della Lega Piemonte, capogruppo alla Camera, ma presente tutta la Lega locale. E anche qui, signori, cerchiamo di mettere i puntini sulle i su quella che sarà la prossima politica della Lega piemontese e non soltanto. Poi c'è Pontida domenica 6 ottobre e anche qui sta partendo la macchina organizzativa, immagino anche in Piemonte, per prenotare i pullman da ogni provincia del Piemonte che domenica 6 ottobre vi porteranno a Pontida. E cari amici che ci seguite anche da Roma, da altre zone, da ogni parte d'Italia partiranno i pullman verso Pontida, compresi treni speciali. Quella che è la battuta che ti chiedo è proprio i puntini sulle i, cioè abbiamo proprio 2 minuti, i puntini sulle i, li vogliamo mettere soprattutto sul fronte autonomia, perché c'è molto disappunto nei nostri ascoltatori per questo puntiglio, ad esempio, di Forza Italia in questi mesi, che ha criticato l'autonomia dicendo ci siamo noi che controlliamo, eccetera. Qualcuno che non la vuole neanche proprio farcela provare, e a questo punto ci sono regioni che hanno deciso di mettersi insieme per far sì che questi bastoni tra le ruote non arrivino. Immagino anche Regione Piemonte voglia ricorrere nel caso non ce la vogliano neanche far provare questa autonomia. Protopapa. Ma più che altro c'è da chiedersi perché tutto questo, se ci vuole essere una ragione di fondo dove uno è lecito possa avere delle riserve su un'idea, su un'esigenza, su una proposta. La nostra proposta ci sembra veramente logica. Io ho avuto modo di viaggiare in queste settimane, di periodi di ferie, e toccare anche delle realtà meridionali dove è logico che a livello propagandistico seguono la contrarietà di questa idea, perché sembra che tutto questo ha una finalità di togliergli delle risorse a loro. E quindi perciò ragionando con difficoltà, ma ragionando poi con i vari soggetti che ho incontrato, e fa dire: ma se voi avete qualcosa di interessante, positivo e che meritocraticamente parlando è vostro e che tutta quell'economia nasce da voi, e non potete pensare che questo merito e queste risorse sia giusto che le abbiate voi a disposizione e le reinvestiate sul territorio, perché le situazioni di base comunque non mancheranno mai, nessuno vi porterà via il pane di bocca, semplicemente è un modo poi di responsabilizzare le amministrazioni, il cittadino stesso, anche nella manutenzione del territorio, nelle spese molte volte create proprio per un degrado, per un disagio anche civico che portano delle spese, essere un po' più attenti e oculati. Allora, ragionando, capiscono che in effetti il buon senso di un'autonomia potrebbe funzionare da tutte le parti. Pertanto noi abbiamo comunque veramente come regioni, noi parlando di Piemonte, tante realtà che abbiamo necessità di non confonderle con altre, perché comunque in ogni caso è un po' l'esempio che facevamo prima delle regole uguali per tutte, e quando hanno voluto fare, e faccio menzione della peste suina, delle regole che sono funzionate per territori del nord dell'Europa e le hanno applicate su un territorio che non ci azzeccava niente su quello che erano le tipicità e le regole e le situazioni di quel periodo e di quei luoghi. E quindi perciò si è creato poi un disastro di gestione. E quindi perciò noi faremo di tutto per portare avanti anche su questa autonomia differenziata, che non è un accontentarsi, ma cominciare a portare avanti. Io ho avuto modo anche di parlare con gente recentemente che è venuta a far visita in Italia spagnola, dove parlo della Catalogna per fare un esempio importante, dove l'autonomia, comunque piaccia o non piaccia, perché c'era una buona gestione, ha portato delle risorse fondamentali e sicuramente invidiate da tutti a livello di gestione e di futuro di quei territori.
Davvero, uniti ma all'interno delle differenze e delle responsabilità. Io ringrazio il consigliere regionale della Lega in Regione Piemonte, Marco Protopapa. Marco, grazie davvero di queste parole. Grazie dell'invito, A è stato un presto. piacere. A Un saluto presto. a tutti. Ci sono bambini che sognano una famiglia perfetta. È un maledettissimo incubo. Faremo separare i tuoi genitori. Un film che piacerà ad adulti e bambini. Con Giampaolo Morelli, Carolina Crescentini, Elisabetta Canalis e Valentina Barbieri. Diretto da Gianluca Ansanelli. Come far litigare mamma e papà. Dall'11 settembre al cinema. Dai produttori Leonardo DiCaprio e Mike Medavoy. Ozzy è anche una influencer molto famosa. Una storia sul coraggio. Tu sei l'unico che conosce la foresta. Sull'avventura. Sull'amicizia. Sembra divertente. Ozzy, la voce della foresta. Dal 19 settembre solo al cinema. Non perdere la nuova edizione di Cinema in Festa. Dopo un'estate da record dal 15 al 19 settembre, andare al cinema costerà solo €3,50 per tutti i film e in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it. Qui Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin con Potere al Popolo, in onda tutti i giorni dalle 13 alle 15, in replica all'alba, per parlare di territorio, per parlare del nostro e del vostro territorio, anche grazie ai vostri WhatsApp al 340 6709 659. Confutiamo le vostre idee con i nostri ospiti. E oggi siamo collegati con il Senato, con noi il senatore della Lega Gianluca Cantalamessa. Buongiorno. Buongiorno Sammy, un saluto a tutti i radioascoltatori e grazie per l'invito. È sempre un piacere e un onore, soprattutto perché Cantalamessa si distingue per l'amore veramente fortissimo per la propria terra, ma per la difesa di quelle che sono anche le differenze del nostro bellissimo paese. In questo caso, ho sbirciato e c'è un DDL a sostegno dell'artigianato di alta gamma di cui sei tu il primo firmatario. Sono curioso di cosa si tratta, cosa state organizzando. Sì, allora diciamo che riflessione che può sembrare banale ma non lo è. Le due parole made in nel mondo hanno senso solo se la terza è Italy. E noi italiani questa cosa la diamo per scontata o non ci riflettiamo. Made in Belgium, made in Netherlands, made in Spain non dà valore aggiunto. Made in, se la terza parola è Italy, diventa il terzo marchio al mondo dopo Mastercard e Coca-Cola. Qual è il vero Made in Italy? Sono i grandi marchi, magari lo saranno sicuramente, ma che magari sono di proprietà straniere che non pagano tasse in Italia e producono all'estero, o le realtà artigianali meravigliose di cui il nostro paese è pieno, penso alle vetrerie di Murano, penso ai presepi di Napoli, penso ai pellettieri di Firenze, quelle tante realtà che fatturano 800.000 euro, 1 milione, 1 milione e mezzo e che non possono fatturare molto di più perché sono artigiani che sanno fare il lavoro con le mani ma non hanno il tempo e non hanno l'aiuto da parte dello Stato per poter affrontare mercati internazionali, sfide globali, la digitalizzazione. Quindi nel rispetto proprio di quello che dicevi tu, quindi delle singole identità in chiave perfettamente autonomista, cercare di dare un supporto a tutte le eccellenze artigianali che abbiamo in Italia per farle conoscere al mondo e soprattutto per poter venderle al mondo, perché tante realtà non sono su internet, tante realtà non possono partecipare a fiere o a mostre internazionali perché non hanno i soldi per poter spendere, per partecipare a una fiera a Kuala Lumpur in Malesia piuttosto che a Hanoi in Vietnam, ma se lo Stato dà una mano, io penso che i fatturati di queste aziende si possano decuplicare e centuplicare. Quindi più cultura dei nostri territori, più tradizioni dei nostri territori, ma anche più futuro e più PIL per i nostri ragazzi. Ragazzi, qui stiamo parlando di una cosa che non deve essere né di destra né di sinistra, ma chissà come mai è la Lega a proporla e quindi è un caso. Aggiungo anche un'altra cosa, che ne abbiamo fatto un affare assegnato in Senato, quindi un'indagine conoscitiva sempre per volontà della Lega,
dove abbiamo chiamato tutte le realtà di associazioni artigianali a livello locale, diciamo, da quelli che fanno i carretti tipici in Sicilia, alle vetrerie di Murano, pellettieri toscani, chiedendo a loro cosa avete bisogno che la politica vi dia. E quindi, diciamo, sulla scorta delle audizioni che stiamo facendo, ma andiamo oltre. Io ho chiamato anche Amazon per dire: caro Amazon, cosa puoi fare per vendere nei 5 continenti le nostre eccellenze? E il responsabile delle azioni istituzionali di Amazon si è mostrato contento e interessato a dare una mano a questo progetto. Quindi altra cosa che poi dobbiamo fare, che è un errore che ha fatto la nostra generazione, Sammy, è quella: noi dicevamo ai nostri figli: se non studi vai a lavorare, deprezzando e squalificando il lavoro fatto con le mani. Per cui noi oggi abbiamo tanti figli, voglio dire, laureati, consulenti, eccetera, ma abbiamo fatto perdere valore a quell'unicità del lavoro fatto con le mani. E come io dico sempre, pensiamo alla moda: Guccio Gucci, Miuccia Prada, le sorelle Fendi, Giorgio Armani, 50 anni fa facevano i sassi. Se oggi noi non facciamo venire a 1000 ragazze e ragazzi la voglia di fare sassi, tra 50 anni non avremo altri stilisti che rappresenteranno la moda italiana nel mondo. Quindi un discorso a 360 gradi sul ridare valore e prestigio al lavoro fatto con le mani, la formazione di questi ragazzi, dare una mano nell'internazionalizzazione, nella digitalizzazione, nell'accesso al credito. E abbiamo sentito anche strutture come Invitalia, come SACE, come Simest, come ICE, che sono delle società dello Stato che possono e devono dare una mano a queste aziende artigianali che rappresentano eccellenze e devono riuscire a sfondare in tutti i mercati, perché così portiamo avanti la nostra cultura e soprattutto così l'Italia cresce. Arrivano applausi anche da mamme e nonne che giustamente pensano al futuro dei propri figli e dei propri nipoti. Grazie davvero al senatore della Lega Gianluca Cantalamessa. Buon lavoro, Gianluca. Grazie a te, un saluto a tutti i radioascoltatori, grazie. Qui Parlamento. E qui è storia, signori. D'altronde, se ascoltate Radio Libertà, avete certamente una certa insoddisfazione per la musica di oggi, soprattutto per sempre la stessa musica che sentite tutti i giorni sulle stesse radio. Quindi, ascoltando noi, volete qualcosa di diverso. In questo caso, per qualche minuto, torniamo indietro nel tempo. Musica anni 60, 70, 80. È in arrivo un festival
festival carinissimo a Luino, Lombardia, provincia di Varese, ma siamo a due passi chiaramente da ogni parte del nord, infatti arriveranno da ogni parte del nord, un festival anni 60, 70, 80, il primo festival nazionale della canzone italiana. Sentite questo spot. Questa sera è festa grande. 28 settembre, Teatro Sociale, Luino. Dalle sponde del Lago Maggiore, la Compagnia delle Note presenta il primo festival della canzone nazionale degli anni 60-70, con i migliori artisti di quei favolosi e indimenticabili anni. Un evento da non perdere, ricco di musica e ricordi. Presenta la serata Francesco Pellicini, attore della compagnia teatrale I Legnanesi. Se ami la musica italiana anni 60-70, ci vediamo il 28 settembre a Luino, Varese, al Teatro Sociale per il primo festival della canzone nazionale degli anni 60-70. Cioè, capite ragazzi, si torna indietro nel tempo, un festival riservato a noi grandicelli che ci portiamo magari anche il figlio o il nipote, anche perché le canzoni che ascoltiamo sono quelle cosiddette sempreverdi, molto spesso anche rifatte, remixate negli ultimi anni e piacciono proprio anche ai giovanissimi. Ci siamo sentiti il ballo di Simone di Giuliano e dei Notturni e infatti ci sarà pure lui, ma soprattutto abbiamo chi si è inventato questa formula, l'organizzatore del primo festival anni 60-70. Grazie per essere con noi, Gianfranco Mulas. Ciao, grazie Sammy, grazie intanto dell'invito e di questa bellissima presentazione che mi hai fatto, grazie. Che questa è una roba potente ragazzi, iniziate a scrivere sul calendario 28 settembre ore 21 Teatro Comunale di Luino. Che cosa ti sei inventato Gianfranco Mulas? Guarda, credo di non aver inventato niente di particolare, se non quello di mettere assieme un insieme di grandi artisti degli anni 60-70, di quei personaggi che hanno fatto la storia della canzone italiana. E quindi ho detto, metto insieme un po' di persone e perché non facciamo un festival e ritorniamo alla ribalta con queste meravigliose canzoni, con questi meravigliosi anni e soprattutto con questi meravigliosi ricordi che tutti noi abbiamo quando sentiamo queste canzoni. Allora ho deciso benissimo, faremo un festival della canzone degli anni 60-70. Quest'anno abbiamo preferito, così privilegiato di più la canzone degli anni 60-70, il prossimo anno magari metteremo anche qualcuna degli anni 80, insomma. Ecco. Ma è stata una scelta immagino difficile. Comunque intanto inquadriamo il volantino Andrea, perché ci sono dei nomi che non passano certamente inosservati, soprattutto se poi ricordate il gruppo in cui hanno cantato negli anni 60-70. Una scelta difficile perché il panorama della musica di quei tempi è gigantesco, ma soprattutto, dobbiamo dirlo, perché questa è gente ancora attiva. Cioè non è che si sono ritirati in pensione, non cantano più, ma che continuano a girare, a fare serate in piazza e non soltanto, raccogliendo un successo assolutamente trasversale. È vero Gianfranco? È verissimo quanto tu dici, perché noi come Compagnia delle Note abbiamo già fatto altre serate in altri teatri della provincia di Varese e ti posso assicurare che c'è stato veramente tanta partecipazione, tanto entusiasmo da parte della gente che ha assistito a questo spettacolo di musica e di canzoni. Quindi noi abbiamo scoperto che queste canzoni oggi sono ancora maggiormente sentite e volute
la gente vuole sentire queste canzoni e l'abbiamo scoperto andando in giro nei teatri. Noi facciamo serate con gran parte di questi artisti che tu hai visto nella locandina, facciamo le serate e quindi abbiamo un entusiasmo particolare da parte dei partecipanti. E c'è anche sicuramente un motivo, perché la musica di oggi probabilmente non è proprio all'altezza di quella del passato. Che sensazioni hai, Gianfranco? Assolutamente sì, sono d'accordo con te che la musica di oggi sicuramente nulla ha a che vedere con quella musica del passato, ma soprattutto vedi, nel passato, diciamo, usando questo termine, non solo era vibrante la musica che sentivi e ti suscitava comunque emozioni particolari, ma soprattutto era anche il testo bello che tu ascoltavi, quindi c'era un qualcosa di particolare anche nel testo che ti colpiva, non era solo musica ma erano belle anche le parole. Oggi non è bella né la musica né tantomeno le parole, perché non voglio citare nomi, ma comunque li vediamo, insomma, anche al Festival di Sanremo vediamo certi cantanti che, insomma, quindi nulla a che vedere con questo tipo di musica e soprattutto con le parole che venivano usate una volta. Pensiamo ai grandi testi di Battisti, di Mogol, pensiamo a tanti testi, insomma, quindi oggi proprio c'è una povertà di testi in giro nelle canzoni che è qualcosa di spaventoso. Ah no, è una ricchezza però di parolacce e di inviti alla violenza, Esatto, a picchiare i poliziotti e robe che uno dice ma che cavolo Sì, dice? sono un incitamento alla trasgressione, mentre un tempo per trasgressione c'erano altre cose, bastava fare un lento e stringersi alla propria ragazza, quella era la trasgressione. La trasgressione massima era stare attaccato come una cozza quando c'era un bel lento, e soprattutto magari quando sentivi Ho scritto Tamo sulla sabbia, ad esempio, c'era un lento di quelli memorabili. Anche lui ci sarà, Franco I, Certo. Signori, ma io ne nomino un po', ma sono tantissimi. Allora ci sarà Bobby Posner dei Rockes, Michele, Santino Rocchetti, Elisabetta Viviani, Al Ventura dei Rogers, Dino, Bruno Castiglia dei Bisonti, I tuoi occhi di sole, Livio Macchia dei Camaleonti, Donato Ciletti dei Profeti, Daniele Montenero dei Romance. Voglia di mare, te la ricordi? Porco cane, ragazzi, io ho fatto anni a lavorare a Radio Italia anni 60, per cui me li sono studiati tutti. Pachi dei Nuovi Angeli, Ronnie Jones, Giuliano dei Notturni, Franco I e Enrico Maria Papes. Viva l'amor dei giganti. Basta. Enrico Maria Papes ancora oggi ha sempre quel vocione che tu sentivi, quindi arriva ancora col suo bel vocione e ci canterà tema e proposta. Mamma mia, ragazzi. Ricordiamo che ogni artista canterà 2 brani di grande successo, quindi la serata è molto lunga, quindi quando arriveranno le persone si devono mettere comodi, perché la serata è lunga ed entusiasmante. Ma è vero che a un certo punto portate le brioche? Sì, portiamo già il cappuccino. Diamo già il cappuccino. Allora, diamo l'appuntamento, signori. Questa è una roba da prenotare, perché chiaro, il teatro è grande, si troverà posto anche se venite senza prenotazioni, guarda, però Sammy, stiamo andando verso il sold out. Allora è il caso che alziate. Stiamo andando verso il sold out. Mi hanno chiamato ancora stamattina che i punti vendita non hanno già più biglietti. Quindi, allora alzate il telefono. Io adesso do un numero, va bene questo che c'è in volantino di numero?
Sì, è il mio. Va Ok, bene. e allora Va signori, bene. aspettate a chiamare che metta giù il telefono Gianfranco. Abbiamo 346 10 53 876 oppure 347 8328 100 per prenotare il primo Festival Nazionale della Canzone Italiana anni 60-70, 28 settembre, ore 21, Teatro Comunale di Luino. Io fossi in voi ci farei un pensierino, fa anche rima. E io, salutando Gianfranco Mulas che ha organizzato tutto questo, saluto anche i tantissimi artisti che faranno parte di questa bellissima, lunghissima serata. Permettimi solo di dire due cose, perché intanto ci sono due persone che presenteranno questo festival, che sono due persone di Luino molto conosciute. Uno è Francesco Pellicini, che è il noto attore teatrale, compagnia dei Legnanesi, cantante, autore, insomma poliedrico, una persona di Luino conosciuta, stimata ed apprezzata sul territorio di Luino. E non solo. L'altra è il mezzosoprano Adele Cossi, che sarà presente nella serata e ci delizierà anche lei di due grandi brani di successo. Uno sarà E se domani di Nina, dalla sua splendida voce canterà questo brano meraviglioso di Nina, e l'altro è alla fine, in chiusura di serata, canterà Con te partirò, tutti assieme sul palco con tutti gli artisti. Con te partirò con Adele Cossi. Insomma, noi abbiamo fatto una scaletta con tutti i grandi artisti. Chiuderà la serata quello che io ho nominato, ho detto tu sarai e sei la perla nera del festival, che è Ronnie Jones. In chiusura, fine serata, sarà l'ultimo a cantare. Si canterà due grandi brani, uno comunque uno di Barry White e l'altro di Stevie Wonder. E poi qualunque cosa canti Ronnie Jones, ragazzi, con la voce splendida che ha anche da DJ. Ha una voce meravigliosa. Infatti ho chiesto a Ronnie, devi fare due brani favolosi. Ma mi ha detto, ti va bene se ti faccio Stevie Wonder e Barry White? Ho detto va benissimo, da te va bene. Quindi la chiusura sarà con Ronnie Jones, con questi meravigliosi anni. Allora mi raccomando, portatevi la copertina, brioche e cappuccino arriveranno a una certa ora, ma il 28 settembre si farà veramente tardi al Teatro Comunale di Luino per questo festival anni 60-70. Non andare oltre. Grazie. Ho dato a tutti dei tempi, spero di rispettarli in modo tale che è quello. riusciamo a chiudere la serata entro la mezzanotte. Certo, insomma. grazie Gianfranco Mulas, grazie per questa buona notizia in questa valle di lacrime musicale. Buona musica e restiamo in contatto. Ciao! Ciao Sammy, grazie a tutti i tuoi telespettatori. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Che invidia ragazzi, se non ci andate davvero, fate un errore madornale, non andate a questo festival. Una manciata di minuti alle 14.30, faccio in tempo a leggere qualche messaggio. La sinistra da Prodi in poi ha fatto di tutto per danneggiare gli artigiani e le partite IVA. Per loro sono evasori e sfruttatori dei lavoratori. Bravo Fabrizio. A proposito, prima parlavamo di agricoltura. Date un consiglio alla Meloni che torni a parlare del blocco navale. Ma che ne ha mai parlato? Forse Scholz ne prenderà uno spunto anche lui per fermare questa invasione di clandestini. Ma non so se loro fanno il blocco navale. E di famiglie che vogliono venire e non per integrarsi, ma per
imporre le loro leggi nella Sharia e nelle spose bambine schiave fin da piccole. Bravo ascoltatore, chiaro che quello che sta accadendo è, e adesso Scholz dice decidiamo noi chi entra in Germania. Da una parte è una buona notizia, noi lo diciamo da decenni. Il problema è che questi ce li rimandano da noi, capisci? Quindi è un qualcosa che dobbiamo tenere bene a mente. Facciamo 4 calcoli, quanti ne potrebbero arrivare, perché quelli che arrivano in Germania che non hanno assolutamente voglia di fare nulla, non sanno lavorare, e che se ne fa la Germania? E li rimandano da noi. Milano, terrorismo internazionale, arrestato un marocchino di 28 anni. Piccolo esempio, assolutamente. No, le buone notizie ci sono, assolutamente sì. L'ok alla risoluzione della Lega contro la propaganda gender in classe. Bravo Rossano Sasso, che sentiamo spesso su queste frequenze. Proteggiamo il diritto dei bambini a un'infanzia senza ipersessualizzazione a scuola e serenità dei genitori. Queste sono battaglie, ragazzi, che portiamo avanti da 10-15 anni. Vi ricordate il Sammy Varin che faceva la trasmissione Pomeriggio Gender su queste frequenze? Venerdì 13 settembre vanno a congresso i giovani di Bergamo, appuntamento a Bergamo, ore 20:30 presso Farina & Co. E naturalmente teneteci informati, ma sempre venerdì, per chi ci segue dalla Brianza, c'è Matteo Salvini a Cantù, in provincia di Como, festa della Lega presso il Campo Solare in via Giovanni da Cermenate, ore 20:30. Cena di fine estate, sempre venerdì, questa volta nella zona di Firenze, sezione Lega di Valdarno, ore 20:30 si trovano presso l'osteria di Rendola, Lega Valdarno. Ancora appuntamenti da non scordare che trovate sul sito legaonline.it, ma naturalmente ascoltando Sammy Varin li avete a disposizione ogni giorno. Domenica 15 settembre la sezione di Giussano, siamo in Brianza ma anche a 2 passi da Lecco, da Como, da Erba, da Monza. Buon compleanno Padania. Domenica 15 settembre ore 18:30 apericena presso il bar Machica, piazza Attilio Lombardi 16, Giussano. D'accordo? Oltre naturalmente ad avere già ricordato quest'oggi l'appuntamento con il Monviso, e quindi per chi ci ascolta dalla zona del Piemonte, ma anche chi ha voglia di farsi un bel sabato, prevedono sole, festa del Monviso, Pian della Regina, Crisolo Cuneo, sabato 14 settembre a partire dalle ore 10. Autonomia, identità e democrazia, parole sante. Altri eventi targati Lega sul territorio? Certamente la preparazione a Pontida 2024 di domenica 6 ottobre. Consultate la sezione della Lega a voi più vicina, perché si stanno già prenotando i pullman. Se siete giovani fortunati, non soltanto domenica 6 ottobre, ma anche sabato 5 ottobre arriva la Pontida dei giovani, la forza delle radici. A partire dalle 17:30 i giovani, anche diversamente giovani, si trovano sul pratone di Pontida in provincia di Bergamo per parlare del futuro della Lega. Ci sono tanti altri appuntamenti, andrei avanti fino a domani mattina, ma qua mi fermo, signori, e in arrivo un altro Qui Parlamento, poi lo spot di Acerbis che è con noi fin dai tempi di Radio Padania Libera, e poi una sorpresa perché parleremo di buona musica, musica di altissima qualità con un musicista dei tempi passati e non soltanto, Mauro Paoluzzi. Restate lì. Qui Parlamento. Grazie Presidente, grazie signor Ministro. Devo dire ci riteniamo soddisfatti per questo breve ma puntuale excursus che testimonia l'impegno del Governo nel sostegno della piccola e media impresa, un approccio che diventa sempre più esteso e sempre più integrato fra i vari strumenti a nostra disposizione. La prossima manovra economica chiederà a questa maggioranza e al Governo di fare scelte importanti. Vincoli interni, vincoli esterni sono un fardello pesante, eppure nonostante l'entità delle minori entrate legate al superbonus, nonostante la rigidità di Bruxelles che torna a farsi sentire, nonostante la situazione geopolitica complicata,
come Lega vogliamo fortemente che la prossima manovra continui a sostenere l'accesso al credito delle PMI italiane. Ricordiamo infatti che le piccole e medie imprese contribuiscono per il 63% al valore aggiunto della nostra nazione e per il 76% all'occupazione dei nostri lavoratori. Stiamo parlando di valori decisamente superiori alle medie delle altre economie avanzate e questo certifica assolutamente l'importanza di assicurare l'accesso al fondo garanzia PMI a tutti quegli imprenditori, a tutte quelle imprenditrici che vogliono investire, crescere e far correre l'Italia. Lo abbiamo già detto, è importante rifinanziare il fondo di garanzia per contrastare gli effetti asfittici dei tassi di interesse voluti dalla Banca Centrale Europea, ma è importante farlo anche perché abbiamo davanti delle sfide importanti. Insieme a tutto il nostro sistema paese dobbiamo cogliere infatti la sfida nelle sue opportunità e nelle sue difficoltà, legata alla transizione ecologica e alla transizione digitale. E qua numerosi dovranno essere gli investimenti di parte pubblica, ma anche gli investimenti che noi dobbiamo liberare di parte privata. Ecco che fondi come questo mettono le nostre piccole e medie imprese in condizione di fare la propria parte in questa delicata fase economica. Come Lega riteniamo che la funzione dei fondi di garanzia come moltiplicatore di investimenti e volano di sviluppo debba senza dubbio essere salvaguardata. Grazie Presidente, grazie Ministro. Grazie a lei, onorevole Barabotti. Passiamo a questo punto alla prossima. Qui Parlamento. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Ben ritrovati cari amici di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Tra i prodotti importanti che noi stiamo preparando per l'autunno e l'inverno spicca, 18 anni che noi ce l'abbiamo, ve lo proponiamo, quindi non è una cosa nuova, una cosa importante, sempre molto interessante. Il nostro sciroppo alla bava di lumaca Bronco Free. Parentesi, noi siamo distributori unici del nostro sciroppo per tutta l'Italia. Non cercatelo perché non lo trovate. Quindi parliamo di un prodotto molto importante che all'interno del 20% di bava di lumaca, il principio attivo della bava di lumaca, il timo, la verbena, l'altea, il papavero. E che cosa serve? Per calmare la tosse grassa, la tosse secca e fluidificare il catarro in eccesso. Quando non sono malattie, il catarro, la tosse non sono malattie, sono mali di stagione che però insomma col tempo rompono un po' i maroni. Detto questo, cosa vi devo dire? Noi lo stiamo preparando il Bronco Free. Se lo volete 57 euro 3 flaconi a casa vostra, il trasporto non lo pagate. Come si assume? Prima di coricarsi sarebbe meglio, poi sulla boccettina c'è il misurino. Voi ne prendete un misurino, andate a fare le nanne, la bava di lumaca, i suoi principi attivi, fluidifica il catarro, lo rende molto più morbido e voi, per facilitare l'espettorazione, voi la mattina tossite 3 colpi di tosse e eliminate il catarro in eccesso. Il timo, la verbena, l'altea e il papavero sono coadiuvanti per la tosse, sono erbe importantissime che vi fanno calmare, quindi dormite anche meglio. E chi dorme bene di notte è meno di giorno, avete capito. Quindi attenti, però cosa succede? Non è che io trovo il timo, la verbena, l'altea, il papavero, la bava di lumaca così. Sono prodotti importanti e devono avere dei principi attivi importanti. Se lo volete, chi lo conosce già, chi lo prende ormai da 18 anni, io quest'anno faccio il prezzo dell'anno scorso. 57 euro, 3 flaconi a casa vostra, il trasporto non lo pagate. Chiamate 030 68 40 408. Quindi Bronco Free, la ricetta antica delle Alpi, bava di lumaca e timo verbena, altea, papavero, il resto non ve lo dico perché la concorrenza mi sta ascoltando. 57 euro, siete a posto, tosse grassa, tosse secca, catarro, anche chi fuma tanto, gli ex fumatori, i fumatori. Insomma, 030 68 40 408. Dite ascolto Radio Libertà, il trasporto per voi è gratuito. Alla prossima.
Le nostre requisitorie, le nostre diatribe, i nostri litigi e le nostre provocazioni quotidiane sono sulla qualità della musica odierna. Molto spesso, avete sentito prima, ci rifugiamo nella musica del passato, anni 60, 70, 80, perché oggi non c'è proprio nulla di qualità. C'è come la qualità, bisogna cercarla con attenzione e non fidarsi delle solite radio che ti propongono le solite 10-20 canzoni. Ad esempio, questo pezzo intitolato Vorrei guaritte io di Ilaria Argiolas ha 180.000 visualizzazioni su YouTube, che sono tantissime, ma soprattutto è un pezzo particolarissimo, una scoperta particolarissima di un grande musicista di fama mondiale, ma anche produttore musicale, che ha appena vinto il premio Tenco come miglior arrangiatore e produttore musicale, quasi sempre dietro le quinte. Ma che produzioni che ha fatto! Fatemi salutare con noi Mauro Paoluzzi. Ciao, ciao, grazie. Grazie, sei gentile, grazie per stare qualche minuto con noi. No, perché davvero, sai Mauro, io mi sono rifugiato o nella musica del passato oppure negli artisti indipendenti come Ilaria, comunque in quelle invenzioni che saltano fuori grazie a qualcuno chiaramente che è diabolico musicalmente e che hanno un sapore vero, perché oggi le canzoni sono diventate come delle caramelline da succhiare per qualche minuto e poi le sputi perché non sanno più di niente. E siamo a questo punto, Mauro. È vero, io anzi le cantanti tipo, non so, Annalisa e Lodi, che comunque cantano molto bene, secondo me sono un po' vittime di questo sistema, perché sono costrette a fare un certo tipo di musica, perché ci sono degli autori che vogliono quello perché hanno un ritorno immediato con le televisioni, con i talent, eccetera, eccetera. E purtroppo si perde di vista quello che è il cuore di questo lavoro, che è un lavoro difficile, ma che arriva comunque dall'anima di un artista. E soprattutto arriva da lontano, e tra poco ti faccio qualche altra domanda, perché subito gli ascoltatori ci stanno chiamando al 340-6709-659 per farti altre provocazioni, ma io voglio cominciare dalla festa che c'è stata venerdì scorso a Lerici. C'è stata una serata di grande magia musicale e di profonda amicizia, ha scritto sui social Francesco Caprini di Rock Targato Italia, che salutiamo e ringraziamo perché ci ha procurato il tuo simpatico contatto. Che cosa è successo venerdì scorso? Io ho letto che c'è stato veramente un cast stellare di musicisti, di cantanti che hanno ricordato i momenti più importanti della tua carriera, che è stata una carriera grandissima nonostante tu sia stato sempre dietro le quinte, ma che quinte però, non delle quinte qualsiasi, Mauro? Delle quinte di lusso, diciamo. Vabbè, comunque sì, è stata una serata magica, perché era tutta praticamente parlava soltanto di me. Io ho sentito il mio nome 4.000 volte, io non ho mai sentito così perché comunque siamo andati indietro fino a 40 anni fa con i brani di allora, di Vecchioni, della Nannini, di Mango e di Loredana e di Anna Oxa, eccetera eccetera. Adesso qualcosa mi sfugge. Comunque c'avevo sul palco tutti amici molto molto importanti a livello professionale, perché c'avevo Walter Calloni alla batteria, Massimo Spinoso al basso, Phil Palmer alla chitarra, Edoardo De Angelis, Michele Fazio, Massimo Germini, ed erano una band pazzesca, insomma hanno un curriculum
che fa paura, e poi ho suonato anch'io insieme a loro, che mi sono divertito tantissimo. In più avevamo anche 4 cantanti che facevano da stunt girl, cadevano da cavallo in qualche modo, perché cantavano i pezzi degli originali, per cui Arianna Antinori ha cantato Gianna Nannini, Patrizia Cirulli ha cantato Mango, e Dagmar, che è la moglie di Michele Fazio, una cantante jazz, ha cantato Patti Bravo, e Numa ha cantato sia Loredana che Anna Oxa, insomma, e poi ho presentato le nuove proposte, tanto per far vedere che non sono morto, per cui c'era Ilaria Argiolas e i The Shadows, che è un gruppo che fa rock elegante, secondo me, prog, che tra l'altro domenica suonano qui a Rock and Roll a Milano. E poi c'erano aneddoti che la gente non conosceva, e ho sentito la partecipazione del pubblico, e il pubblico non è andato via dall'inizio alla fine di questo, non so come definirlo, evento, concerto, performance, non lo so, perché non si aspettavano nulla. E c'era poco di prevedibile, e questa cosa ha avuto un riscontro molto molto importante, anche a detta di tutte le voci del Club Tenco, quale Sacchi, Graziella, insomma, e Stefano Senardi. E loro mi hanno detto che è stata una serata meravigliosa, che erano rimasti incantati dalle cose che sono uscite fuori, e io chiaramente ero felicissimo. Era più felice il pubblico, perché e cosa volevi? Che si schiodasse, e quando gli ricapitava un'occasione del genere, riascoltare i pezzi che hanno fatto comunque la storia della musica italiana, in compagnia di chi ha collaborato a inventarli. Abbiamo nominato qualche artista: Vecchioni, Mango, Gianna Nannini. America l'hai fatta tu, America. Sì, America è un pezzo che ho fatto io insieme a Gianna, chiaramente che senza Gianna il pezzo non avrebbe quello che ha avuto, ecco. Però sì, l'ho scritto io, ed è del 78 quel pezzo lì. E comunque America, Soglia Ragazzo di Vecchioni, Samarcanda, Mi manchi di Loredana, A lei della Oxa, poi Lei verrà di Mango, Mediterraneo, sono tutte cose dove io ci sono dentro, o come arrangiatore, o come produttore, o come compositore, per cui riguardava tutto me, e questo mi rende molto egocentrico, purtroppo. Assolutamente sì, lo devi essere egocentrico, perché hai fatto esperienze. Io non lo so se hai già scritto un libro, però sarebbe quasi ora di farlo. Me l'hanno chiesto. Dai Mauro, facciamolo. Ma mi dà l'idea del testamento, per quello che tiro avanti. Quello è vero, aspettare ancora un po', hai ragione, perché non è ancora ora, e fa in tempo poi a fare altre scoperte, come ad esempio, l'abbiamo fatta sentire, una delle ultime tue scoperte, vincitore a Musicultura 2023, e la canzone Vorrei guarite io di Ilaria Argiolas, l'abbiamo sentita, è potentissima. Sì, è una canzone stupenda che lei ha dedicato alla moglie, perché per problemi fisici eccetera, ed è una canzone sentitissima, perché lei ha sofferto quando ha scritto questo testo qui. Io quel pezzo lì l'avevo fatto in inglese maccheronico, ma non mi immaginavo che venisse fuori una cosa così profonda, perché Ilaria è stata bravissima sia a scriverlo che a interpretarlo. Davvero? Ma davvero? È meraviglioso, è un pezzo bellissimo. Senti, la qualità c'è ancora, perdonami, sto andando di fretta, ma ci sono un fracco di domande che mi arrivano dagli ascoltatori. La qualità c'è ancora, lo vogliamo dire, perché qualcuno dice davvero ormai non esiste più la qualità, ma la tecnologia, quella di oggi, ha rivoluzionato tutto quanto nel modo di fare una canzone, ma ha rivoluzionato anche i rapporti sociali, oltre al modo di fare musica. Cioè tu dovevi conoscere l'artista, gli dovevi parlare, lo dovevi guardare negli occhi, dovevi capirlo per riuscire a collaborarci davvero. Adesso com'è?
adesso mi sento un salmone perché vado controcorrente, perché adesso i ragazzi non sanno quello che abbiamo vissuto noi, chiaramente loro sono in buona fede, però loro spingono un bottone e dicono questo pezzo l'ho fatto io, ma è come suonare il citofono, è la stessa cosa, cioè non ha senso, mentre allora noi dovevamo conoscerci, capire l'artista che attitudine aveva, come vestirlo, non renderlo ridicolo perché magari non sosteneva a livello intellettuale quello che un autore scriveva, ma dovevamo fare qualche cosa che fosse credibile. Per cui era un lavoro d'equipe pazzesco, c'erano tutti, il tecnico, i musicisti, l'autore, il compositore, l'arrangiatore, ed era come un film, c'era un team di lavoro che senza questi elementi non fai nulla. Invece oggi i ragazzi stanno a casa, sentono quello che gli dà la drum machine piuttosto che altre cose che tirano fuori le armonie, loro le prendono, non le suonano neanche, le copiano, le tagliano, fanno un patchwork e escono fuori i pezzi. Ma questo è un lavoro orribile, tant'è che io quando parlo a me mi ha fatto pensare molto alla risposta che ha dato un cantante, che adesso non faccio nomi perché è uno molto famoso, però è uno molto famoso di questi tempi qui. E ha dato una risposta a un giornalista, dice, ma tu lo sai, gli ha detto, che io adesso ho fatto un disco con l'orchestra, cioè con i musicisti, cioè per loro lui era proprio fuori dal mondo e lui era felicissimo perché aveva toccato i musicisti, l'orchestra aveva suonato con lui, che per noi invece era la normalità. Certo. Per cui già questa cosa ti fa capire che loro non si sentono del tutto musicisti, perché quando conoscono i musicisti si emozionano, perché non sono mai a contatto con loro, parlano di altre cose. La musica Sì, adesso si parla dei like sui social, della diretta su Instagram. Ancora una manciata di minuti con Mauro Paoluzzi, premio Tenco, miglior arrangiatore, produttore musicale, sempre dietro le quinte ma ha lavorato con i grandi e certo le domande dei nostri ascoltatori sono molto impertinenti. Adesso mi chiedono: e i Maneskin? Che cosa pensare dei Maneskin? Ma soprattutto chi non getti dalla torre della musica di oggi? Chi non getti dalla torre, riprendendo una famosa canzone di un certo Franco Battiato? Mauro. I Maneskin è un esempio positivo, non è negativo. A parte che Damiano è molto personale, si riconosce ben se 100. Adesso della musica, di quello che fanno, non fanno niente di inventato, di nuovo, perché noi quelle cose lì le facevamo 30 anni fa, però lui ha qualcosa da dire e arriva, e infatti hanno avuto un successo velocissimo che a me fa pure paura, e come ha avuto un successo velocissimo anche Angelina, cioè la figlia di Pino. Mango. Sì, che comunque è una cosa straziante, ed è quello il prezzo che uno paga. Avere il successo così veloce non è che fa bene a un ragazzo, perché poi si ritrova dopo 3-4 anni vicino al telefono ad aspettare qualcuno che lo chiami perché è andato in televisione, ma questo non dà nulla né alla creatività né al futuro di una qualsiasi forma musicale. Queste qui sono cose prese pari, ma i Maneskin no, non li metterei dentro, perché comunque loro da italiani hanno portato il rock in giro e lui lo fa, devo dire, lo fa bene. Adesso lo farà anche da solo, il 27 esce una sua canzone. Lo so, adesso la tendenza è sempre a spaccarli queste band, che io non so perché. Le band italiane che sono rimaste insieme per sempre si contano solo a punta di due dita, perché le sfasciano sempre, io non so perché, però tendono sempre a dividere il cantante dalla band. È successo con i Litfiba, è successo con i New Dada, è successo con i Maneskin adesso, cioè prendono il cantante e lo staccano dalla band.
Vero, non vero, è- vero. Senti, velocissimo, abbiamo 2 minuti. Un'altra ultima domanda impertinente. Ci andresti in giuria in un contest tipo X Factor? Ma potrei andarci, ma direi cose sicuramente che danno fastidio e gli autori non me lo permetterebbero. Bellissima risposta, direi. Senti, cosa prometti di fare prossimamente, oltre che andare avanti, immagino, a partecipare a canzoni bellissime, a storici artisti e scoprire artisti come l'Argiolas? Cosa bolle in pentola da Mauro Paoluzzi? Ma adesso io ho sempre collaborato con Gianna e ancora continuo, perché anche sugli ultimi dischi c'erano pezzi che miei fatti con lei, eccetera. Continuo questa collaborazione con Gianna, poi sto molto dietro ai giovani, per cui a Ilaria e ai The Shadows, perché i The Shadows sono ragazzi, fanno rock, prog, sono bravi. E poi questo contest, non so come definirlo, quello che abbiamo fatto all'Erici, ce l'hanno richiesto da altre parti, perché si vede che è piaciuto, non lo so, magari faremo qualche altra apparizione del genere, mi farebbe molto piacere. Sai che Però per adesso sì. sarebbe una bellissima idea, fare una cosa itinerante, non dico ogni settimana, ma ogni tanto fare un'apparizione. È un'idea, io non ci ho pensato, però Sacchi, che è il presidente lì del club Tenco, è stato lui a venire 2 volte lì a dirmi: ma perché non fate un tour? Io lì ho cominciato a pensare, dico, io non ci ho pensato, però è bello, perché no? Per cui adesso ne parleremo, penso. E Stefano Senardi è lui che è mio amico da tanti anni, mi ha detto sì, dobbiamo lavorarci su, perché è una bella idea e non dà fastidio a nessuno. E vediamo, se non diamo fastidio a nessuno mi fa piacere. E anche questa è un'altra frase d'agenzia, non diamo fastidio a nessuno vuol dire che si fa davvero la vera musica, quella bella. Mauro Paoluzzi, premio Tenco, miglior arrangiatore e produttore musicale, grazie per questa chiacchierata, Mauro. Grazie a te, è stato molto, molto bello, molto bella vibrazione. Gentilissimo. Ok. Ciao, buona musica. Ciao. Ciao a tutti. Buona musica da Mauro Paoluzzi, ricercatelo tra i collaboratori degli artisti più famosi. Qui Sammy Varin che si ferma, vi dà appuntamento a domani ore 12:30. Fate i bravi.